Mi chiamo Daniele, sono il gestore del rifugio Tita Barba. Tita Barba era mio bisnonno e quindi il rifugio deriva dalla tradizione della famiglia. Tita Barba costruì questo rifugio tra il 1930 e il 1933 perché gli piaceva sta zona, perché l'era da Sottecastel e Vedorcia l'anima del paese di Sottecastel come montagna. Gli ha sempre avuto la casera qua su, dopo anche baite, e ha sempre gestito la montagna in favore del paese. Lui era innamorato di questa zona e la pensava all'epoca di costruirsi un rifugio, ma non come baita, come rifugio già dall'epoca. L'ho aperto il 18 luglio del 1933 e lo ha gestito per diversi anni lui personalmente, con l'aiuto della moglie. Successivamente, durante la guerra, le diventa una delle più famose basi partigiane dell'epoca, con stazionamento qua di diversi personaggi famosi del corpo dei partigiani. Alla fine della guerra ritorna nelle mani degli eredi di Tita Barba, che lo ha tenuto per diversi anni come baita privata, fin tanto che mia mamma nel 1968 l'ha deciso come papà di riverderlo come rifugio. È stata un'avventura, io avevo 8 anni all'epoca, un'avventura anche per noi bambini, mia sorella ancora più picciola, dove che praticamente si faceva tutta la nostra estate qua, e quindi con l'abituarsi anche a stare qua in mezzo alla natura, in mezzo ai boschi, con tutti i pregi e tutti gli svantaggi che le abituare in mezzo ai boschi, senza nessun agio che si ha in paese, però con le soddisfazioni di poter vivere comunque in mezzo alla natura. Dal 2003 sono con io e la moglie tutta l'estate, con soddisfazioni alterne, in quanto le difficoltà qua non le manca del certo. L'energia elettrica non esiste, solo un piccolo pannello solare per far andare qualche lucetta. Vedorcia, fra la catena dei Spalti del Toro e Monfalconi e la Valle del Piave, con un balcone affacciato nel centro Cadore, con di fronte le Marmarole, l'Antelao, il Pelmo, Civetta, con dei panorami stupendi. Confina sulla cresta del confine dei Spalti del Toro con il Friuli e a sud verso il Durano. La costa Vedorcia è una costa molto molto bella perché la consente di avere un panorama quasi a 360 gradi. L'afflusso di clientela qua da noi più che altro è quella del paese, quella dei paesi diciamo della valle, e molti stranieri che apprezzano molto queste montagne, specialmente stranieri da terre come la Germania, Danimarca, dove le montagne che ne vede veramente poche, e trovarsi di fronte a questi spettacoli è veramente estasiali. Siamo parte di un circuito inserito nell'Alta Via dei Silenzi e nell'Alta Via Grossglockner Vittorio Veneto, l'Alta Via Europea. Un tour molto concentrato in questa zona qua, scrive sempre tante belle parole sul registro, che piace il posto, che piace la gestione probabilmente, che piace il rifugio. Le vie d'accesso a sto rifugio
principalmente due. Una dal rifugio Padova, che si trova nella Val di Toro, con accesso al rifugio Padova, ovviamente tramite auto, una strada asfaltata, e da là in 2 ore e mezza si blocca su per sentiero, arrivando prima alla Malga delle Vedorcia. La strada più accessibile è quella che facciamo noi con le jeep per portare su la roba, e la parte dalla diga, dal Sottocastello. Se vieni su perde chilometri con la macchina su una strada asfaltata, dopodiché è quasi tutta mulattiera, con le difficoltà che si ha andare con una jeep al manco 3 volte alla settimana a fa spesa con una strada del genere, molto molto stretta, difficoltà di manutenzione. E noi ormai talmente tanti anni che siamo abituati così che non ne facciamo un caso, ma qualchedun che la prova per la prima volta, ovviamente i nostri clienti, i venduti a pe, qualcheduno per motivi di lavoro la prova, a dire se sono matti a venire su da queste parti qua con dei mezzi. Noi che la facciamo perché sono tanto abituati e ne piace far così. La difficoltà di rifornimento è grande dal lago, anche con una jeep che vuole sempre un 40 minuti di strada a venire su. Dovevo andare avanti e indietro molto spesso perché non avevo, mancando l'elettricità, mezzi di conservazione degli alimenti di qualche genere, se non dei frighi, ma non certo congelatori. E quindi noi facciamo sempre tutto fresco, le nostre pietanze soprattutto che deriva dalla tradizione dei nostri paesi, quindi in prima di sicuro la polenta, accompagnata con del cuniccio, con del polastro in teccia, con delle brasole, con delle lugane, quasi tutta sulla fornella a legne, perché la gente apprezza tanto la roba fatta come nolta. Il nostro rifugio, la 16 posti, letto, due camerette da 4 posti, una camera più grande da 8, e ne è diversa gente che in sua faccia qualche dì, anche perché escursioni da fare in giornata che ne diverse, sia per appassionati delle passeggiate, sia per appassionati di robe in tempi difficili. Una bellissima escursione che le da fa qua la cima del Cadin degli Elmi, che ha delle difficoltà alpinistiche abbastanza basse. E dopo le tutti i giri per la casera Cavalette, la casera Laghe de Sora, che è nella zona verso il Duranno, e che le delle passeggiate veramente stupende. Apprezzamenti da parte della clientela, sia per l'accoglienza, sia per il modo di vivere qua, sia per la possibilità di fare determinate passeggiate, li avon costantemente. Non è facile a quasi 2000 metri dare tipi di servizio senza nessuna comodità. Specialmente gli stranieri resta molto molto contenti di questa situazione. Noi le do tutte le volte che scrive sul registro degli ospiti i commenti, e è sempre tanto tanto generosi, forse qualche volta massa, sia sul cibo che, come dicevo prima, noi facciamo quasi tutto sulla fornella a legna, quindi là dei sapori che mantiene la tradizione e forse nessuno si ricorda più, sia per come che si dorme tranquilli, sia per i panorami, sia per le possibilità di camminare, di fare delle bellissime passeggiate in mezzo alla natura. Che a sua Vedorcia ho anche una casera dove che purtroppo viene portata solo delle manze, sarebbe molto 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 bello che la potesse essere ristrutturata e gestita come una malga vera e propria, avendo una struttura bellissima e avendo un pascolo bellissimo, potendo anche tornare a portare come una volta le vacche da latte e fare anche dei prodotti che una volta era un orgoglio degli abitanti del Sottocastello, poter avere una malga che faceva anche dei prodotti. Adesso purtroppo è solo dedicata al pascolo, che comunque è sempre una gran bella roba, perché anche le famiglie, la gente che viene su a vedere tutte queste vacche intorno, è un bel vedere. Dopo sta bella panoramica di questo bel rifugio, che sono orgoglioso di gestire, vi aspetto tutti alla prossima puntata, vi ringrazio e soprattutto vi aspetto tutti qua.